Allora, eccoci qua, puntuali come sempre, diamo inizio alla nuova puntata, alla nuova live di cartomanzia col maestro Cleo, il Santoni di Avenna. Salutiamo tutti quelli che mi seguono dal canale YouTube Il Maestro Cleo ed salutiamo tutti i miei follower che mi seguono da TikTok. Allora, aspettiamo che si colleghino un po' più gente. Allora, intanto preparatevi, munitevi di carta e penna perché durante la live darò più volte il numero di telefono per interagire con me in questa live solo in diretta. È inutile che tentate a scrivere commenti perché i commenti sono stati disattivati, quindi non effettuo live con commenti ma solo con telefonate live. Chi ha importanza di sapere qualcosa aderente alla cartomanzia. Vi ricordo che il sottoscritto lo potete contattare per consulti in privato, riservatamente nel privato i consulti sono a pagamento e il costo è solo di 30 euro. Per consulti in privato mi riferisco senza limiti di tempo, per coloro che vogliono parlare riservatamente e non pubblicamente. Invece per questa live è tutto gratuito, non dovete pagare niente, non dovete fare donazioni, non dovete fare assolutamente niente. L'unica cosa che potete fare è telefonare al numero 345 630 8172, ripeto 345 630 8172, chiamare questo numero e potete fare una domanda per ogni persona, ok? Poi ricevo in provincia di Caserta da vicino, sempre su appuntamenti, e mi reco a domicilio in tutta Italia, quindi per tutti coloro che vogliono incontrarmi anche all'estero non ha problemi. Pronto? Buonasera, devi abbassare il volume del telefonino ed parlare a voce alta perché se no non ti sento. Ok. Ecco qua. Va bene? Va benissimo, dimmi. Ok, buonasera. Buonasera. Volevo chiedere, fare una domanda. Se mi richiamano al lavoro. Se ti richiamano al lavoro. Mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Sì, sono bilancia, quasi 60. Ok, da questo momento in poi fermami quando vuoi. Ok, un attimo solo. Sì, mi esce la carta della felicità, ti chiameranno. Ok, Auguri, grazie. buona Il tempo serata. non si vede più o meno sempre. No, tempo non te lo Grazie. posso dire. Molto gentile. Prego, buona serata. Allora, vi ricordo che ho appena pubblicato quest'oggi, questa mattina, l'oroscopo della settimana che va dal giorno 23, da oggi,
fino al giorno 29, segno per segno. Lo potete trovare sia su YouTube, al mio canale Il Maestro Cleo, sia su TikTok. Sul mio TikTok trovate l'oroscopo della settimana. Ascoltatelo perché è molto molto importante. Allora, 345 630 81 72. Pronto? Pronto, buonasera. Salve. Salve. Prego. Volevo sapere la mia situazione sentimentale. Mm-hmm. Mi dici? Come procede, insomma? Non ho capito. Volevo sapere un po' come procede. Sì, mi devi dare la tua età, il tuo segno zodiacale, l'età del tuo uomo. Perfetto. Io ho 20 anni, Mm-hmm. Leone, Sì. 21/08/2002 Lui? e lui 36 Vergine. Fermami quando vuoi. Stop. Ok. Allora, già ti dico che Leone e Vergine caratterialmente non è il cielo e la terra. Sì. Perché Vergine è un tipo molto vispo, molto sveglio e ama vivere la vita. Tu invece sei una tipa ammosciata. Il leone s'ammoscia per la vita, s'addorme, capito? È un po' all'antica, è un po' pesante. Allora, tra di voi, allora, io ti devo dire che tra di voi, nonostante tutto, vedo un ottimo cammino, però con alti e bassi, dovuto sempre, come già ti ho detto, al carattere tra di voi. Ok. Cioè, praticamente chi sta da uttare te potete fare ripigliare. Scendetene poco. Capito? Come avete fatto a indovinare? Sto a vendere i carciofi qua? No. Gioia mia, io sto qui per indovinare perché lo faccio dal 1979. So vita e miracolo di ognuno di voi. Grazie, non sono uno di quelli che stanno lì su TikTok per prendere follower e per prendere i pochi centesimi di donazione. Chi l'hanno mangiato non erano un pane, capito? Quindi questo rapporto per me andrà avanti, però bando gli scherzi, datti un po' da fare, datti una mossa e cerchi di cambiare un po' atteggiamento e carattere. Perfetto. Ok? Vabbè, ringrazio. Ti abbraccio. Un abbraccio anche a lei. Salve. Salve. Salutiamo l'amico Francesco che dice: maestro, buon lunedì, un abbraccio, grazie Francesco, buon inizio settimana anche a te. Salutiamo l'amica Emma Sherry che dice: buon pomeriggio Cleo, buona diretta. Grazie Emma, un bacione forte forte a tutti quelli che mi seguono su YouTube. Allora, avete preso carta e penna? 345 630 81 72. Pronto? Pronto, buongiorno, sono la signora di Milano. Signora, sto in diretta live adesso, sto facendo una live in diretta, quindi mi dovrebbe chiamare in settimana. Che giorno? Giovedì può chiamarmi. Giovedì pomeriggio tempo. Prima delle ore 15, signora. Arrivederci. Allora, eccoci qua. Appuntamenti dati.
Avevo dimenticato questo appuntamento, però la signora chiama quando vuole essere. È lei che non rispetta gli appuntamenti, perché io quando sto in live non posso prendere appuntamenti a quest'ora perché sto in live, no? Allora, vediamo, 345 630 81 72, pronto? Maestro, buongiorno, sono Fortuna. Posso farvi una domanda? Prego. Mi dimenticati di l'altra volta. Allora, io ho un'amica in casa, no? Che è del Marocco. Mi dà una volta al mese 100 euro. Ma io voglio sapere, se lui si comporta con me, onestamente, se i 100 euro al mese vanno male, vanno bene. Perché lui per me da 100 euro al mese come fa passare? Poi stamattina sono andata a lavorare e non mi hanno pagato, 2 euro in un hotel non mi hanno pagato. Ho detto non ti preoccupare, amici poliziotti, vi faccio chiudere l'hotel, domani venga e mi devo dare 2 euro. Vedete la disonestà, ormai sono sfortunati. Io voglio trovare un lavoro per lavorare tutti i giorni. Ma purtroppo stiamo un po' inguaiato con tutti quanti. Dimmi cosa volevi, Fortù, cosa volevi chiedere? Veloce perché stanno gente in attesa. Avrei come passare e se io troverò un lavoro stabile perché vivo in miseria. Allora, io, gioia mia, il lavoro io già te lo dissi che arriverà, non devi correre, ti arriverà, già te lo dissi. Vabbè, tu sbagli persone, che vuoi? Ma la prova la mozzarella. Così fanno. Allora, il lavoro lo troverai, te l'ho detto già l'altra volta. Sì, ma stabile, perché quando buttare avanti e indietro. Gioia mia, a stabilità non si trovi più un lavoro stabile. Oggi arrangia. Sentite, mi ascoltate, riguardo il 7 luglio avrò vittoria riguardo, Fortuna, stammi a sentire. Io sono una persona rispetto a tutti e voglio bene a tutti. La cosa che più mi dà fastidio, no, ascolta. La cosa però che più mi dà fastidio di ogni cosa al mondo quando tu mi chiedi le stesse cose ogni giorno. Vado incandescente, quindi Maestro Cleo, no, vi ho chiamato perché chi su marocchino mi voleva ogni mese 100 euro. Ma che bu? E che mi fa? Che bu? No, dico, è normale. Che di? È normale, prima tu trasi da casa e ti fai 100 euro al mese, poi dici è normale. Se hai fatto un pacco, io sto in cama, mi può tenere da casa, tronco 100 euro al mese, tu hai accettato. Sì, ho accettato. E mo che vai trovando tu? Va bene, maestro. No, io non voglio che mi nervosisca, maestro. No, io non mi nervosisco, è che fate le cose, fate le cose storte. Ecco, brava, su cose storte, è vero. Sapete perché? Mo vi spiego, perché lui si tiene a una signora, no? E che lui ci dà quello, lo sapete già, no? E lei ci dà i soldi. E a me che me la della 100 euro... E ci cercava più assai invece di cercarci solo 100 euro. Mo che fu? Hai visto? Perciò vi ho chiamato, maestro. Comunque, quello che cerco in vita mia, il lavoro che a Napoli non si trova stabile, per mia sfortuna. Stabilità non si trova. Maestro, per rispetto a lui io avrò vittoria riguardo della mia... Nada voto, molto umano, mamma mia. Fortuna, non ripetere sempre Fortuna. Ma tu devi pensare che sono scemo. Maestro, io stamattina sono scemo, ma buscavo cose torte che le dice, provala. Ho detto domani mattina vengo lì all'hotel e se non me dai qualcosa di soldi, ti chiama polizia che facci chiudere. E fai bene. Maestro, ma comunque nel campo sentimentale, nel campo lavorativo, sono proprio sfortunato. Aspetto voi a settembre, Ci vedremo a settembre, non ti preoccupare, la promessa. Ciao. Aspetto a braccia aperte, maestro. Ciao. Non ce la faccio più. In questa gabbia di matti non ce la faccio più.
Pronto? Pronto, salve, buongiorno, sono Alessia. Buongiorno. Salve, volevo farvi una domanda. Non so se voi, diciamo, sulla salute le leggete, le carte? No, non sono un medico, non mi permetto di dare diagnosi, per carità. In generale? In generale le facciamo in privato perché ci vuole mezz'ora per sapere la vita di una persona. In questa live solo una domanda. Non so più o meno come, diciamo... Puoi fare una domanda che vuoi, se no, se ti vuoi spassare, vai a gira a prezzo, perché ci stanno tanti cartomanti a quest'ora, si mettono là e vi dicono tante cose belle. No, vabbè, questo no, io per questo ho chiesto, no, dico, per rispetto. Non, io sto qui, faccio il mio lavoro professionalmente, chi lo capisce, cioè chi capisce la mia live, chi non la capisce non ci vuole niente, col dito, paff, si va a vedere altri cartomanti. Allora, come andrà il matrimonio tra me e mio marito? Va bene, quanti anni c'hai, che segno sei? 30 anni di Bilancia. Tuo marito? 45 Scorpione. Da quanti anni sei sposato? 8. Vediamo un po'. Fermami quando vuoi. Stop. No, mi devi... Aspetti che prendo le carte però. Ah, sì, scusami. Perché io sto prendendo le carte al posto tuo, capito? Ok. Fermami quando vuoi. Stop. Ok. Allora, vedo un rapporto senza senso, sinceramente. Sì. Come mai? Ci sono stati un po', diciamo, di litigi, un po' di discussioni. Perché io vedo, cioè, è un rapporto vuoto, è un rapporto a come va. Sì. Sinceramente ci sono troppi nascondini in questo rapporto. Da parte di chi? Tu lo sai da parte di chi? Non farmi parlare perché io poca c'è cornafo. No, vabbè, potete No, perché io sono un professionista, ripeto, e in questa live io mi accingo a dire cose che posso dire, cose che non posso dire, ci ascoltano tanta gente, non è nemmeno tanto giusto. Quindi io ti ho detto, è un rapporto vuoto, non c'è quella affinità, capisci, tra di voi? Sì. E loro uno uscì qua e l'altro uscì là. Quindi è un rapporto però stabile che andrà avanti così. C'è una convenienza per tutte e due. Finché va bene così, va avanti così, non succederà niente di grave. Capito? Sì, questa è la verità. Va benissimo. Ti abbraccio. Un abbraccio. Ciao, stammi bene. Ai, la signora voleva giocare sott'acqua. Qua, solo verità, amici miei. Qui, tutto quello che voi volete sapere, io già lo so, come dite ciao, già so tutto. Già, quindi a me, per fesso, non mi picchiate. Pronto? Abbasso un po' il volume per piacere. Salutiamo l'amica Gianlu Terrana. Buongiorno maestro, buongiorno Gianlu Terrana. Prego. Mi scusi, volevo farle una domanda. Prego. Io
io chiamo da Rovigo Sì. e volevo sapere se sono nei pensieri e se mi ricontatterà il mio ex marito. Da quando è andato via? Diciamo, noi ci siamo lasciati 4 anni fa, ci siamo sentiti a marzo di quest'anno. Vediamo. Allora, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Allora, io ho 50 anni di bilancia, lui 46 Ariete. Perfetto. Fermami quando vuoi. Stop. Allora, sei nei suoi pensieri? Sì. Ma non può fare più di tanto perché c'è di mezzo un'altra donna Ok. e questa donna non gli lascia libertà dovuto ad eventuali incontri o roba varia. Va Capito? bene. Però se Certo. sei nei suoi pensieri mi esce il desiderio che ti desidera, però c'è questa donna che lo tiene stretto stretto. Guarda la carta del diavolo. Questa carta qua esce nella cartomanzia quando una persona è stata lavorata con la magia. Ah, Quindi questa donna lo tiene bello stretto stretto a sé, però tu sei nei suoi pensieri. La carta dei pensieri sta qua, te la faccio vedere. Ecco qua. bene. Ok? Va bene, la ringrazio. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Prego, prego. Allora, io vi ricordo che per consulti nel privato potete contattarmi tramite WhatsApp per un appuntamento. Mi reco anche a domicilio, ricevo da vicino in provincia di Caserta e mi occupo di legamenti e ritorni d'amore. Per coloro che vogliono salvare un'unione, un matrimonio o vogliono far tornare il loro uomo, il loro amante, il loro innamorato, potete contattarmi. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, ciao. Senti, io volevo sapere un poco su di me, questa brutta situazione che sto vivendo, se ci sarà una fine. Se ci sarà? Una fine, Che se ci succede? sarà qualcosa di positivo. Ma su che livello? Sentimentale? Cosa? Economico. Ah, economico. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? 41 anni del leone. Ok, fermami quando vuoi. Stop. Allora. Pronto? Sì, un attimo solo. Ah no, pensavo che io non sentivo. Allora. Mi esce un progetto che tu vorresti vedere realizzato che, ringraziando il Dio, si andrà a realizzare. Avrai un sollievo economico Sì. ed mi esce finalmente un buon cammino sotto all'aspetto economico ed anche lavorativo, perché i soldi non è che scendono dal cielo, Sì. quindi anche lavorativamente parlando ci sarà un bel cammino. Quindi tutto questo appunto ti dicevo, tutto questo però dandoti da fare nel metterti in carreggiata, io suppongo che tutto il mese di giugno, inizio di luglio. Va bene. Va bene? Ok. Sì, mi hai rincuorato, va bene, grazie. Arrivederci. Ciao, buonasera. Grazie. Buonasera.
Allora, 345 630 81 72. Se vi fa piacere fate tap 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 invece di stare lì a guardare senza fare un cavolo, fate tap tap tap, almeno fate qualcosa. Quindi per far sì di aumentare i cuoricini, il numero dei cuoricini che sta qua. State lì senza chiamare, senza fare niente, che fate? Fate i pappagalli? Guarda, invece guardate, però fate tap tap tap, fate qualcosa, mamma mia, come siete mosci. Allora, tutti voi nuovi, se volete seguirmi, mettete il seguo perché è importante, perché mettendo il seguo non fate altro di ricevere una notifica non appena sarò di nuovo in live. Pronto? Sì, salve, ciao, sono Donatella, chiamo da Roma. Volevo Sì. sapere se mi puoi vedere se la storia fra me e Donatella, 57 anni, Riccardo 57 anni, di Roma, è finita, definitivamente, insomma, ecco. Vediamo. Fermami da questo momento in poi quando vuoi, grazie. Ora, grazie. Ok. Non è finita definitivamente perché questa persona si rifarà ancora avanti, perché non è la prima volta che succede questo e non sarà nemmeno l'ultima volta, perché sei te troppo accomodante. Capito? Ma quindi vedi un futuro tra di noi o no? Il futuro lo puoi dimenticare. Se ti vuoi spassare, yes. Che hai detto? Non ho capito, se ti vuoi. Se ti vuoi divertire, finché va, ma se tu pensi un futuro con questa persona lo puoi dimenticare categoricamente. Perché sei troppo accomodante e sta persona ti prende e ti lascia come vuole e quando vuole. Ma tu vedi altre donne con lui, no? O sì? Senti, non è un santo, capisci? Non è un santo, è uno che ama la vita a modo suo. Ho capito. Vabbè, ma io avrò un altro incontro, secondo te? È chiaro che avrai altri incontri. Se ti togli sta persona di ritorno, ne troverai quando ne vuoi. Sì, Va bene. Grazie. Auguri, buona giornata. Ciao, buona giornata. Allora, linee che ritornano libere per le persone che capiscono l'intento di questa mia live, che capiscono la professionalità di questa live. Se poi siete abituati alle scandalose live dove si scrive commenti, dove vi fanno una mezza chiavica, dove vi trattano, maltrattano come vogliono, e allora vuol dire che dovete avere a che fare con quella gentaglia. Qui solo persone adulte, persone con seri problemi, persone non schizofreniche, persone non mentalmente fuori. Qua parliamo della massima tranquillità, serietà e professionalità. Allora, tutti quelli che stanno attraversando un periodo un po' negativo, un periodo un po' diciamo scombussolato, diciamo così, usiamo questo termine, ed vogliono capirci qualcosa di importante,
o non importante, allora potete contattarmi ed chiedere alle carte e le carte risponderanno sicuramente. Pronto? Buonasera, maestro Cleo. Sono io, buonasera. Buonasera. Senta, io le vorrei fare una domanda. Sì. Siccome il 14 giugno c'è l'udienza di divorzio, vorrei sapere se avrò le mie soddisfazioni. Se? Avrò le mie soddisfazioni. Come no? Vediamo subito. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Io ho 43 anni e sono il segno del Cancro. E lui? C'ha 75, c'ho 46 anni, ho 47 anni e del segno dell'Acquario. Fermami quando vuoi. Sì. Ferma. Ok. Raggiungerai il tuo scopo e avrai felicità su questo divorzio. Grazie, maestro, è sempre gentilissimo. Garantito, perché ripeto, io ve lo metto per iscritto quello che dico, Sì. Perciò. Grazie mille. Prego, arrivederci. Arrivederci. Allora, ripeto, fare i consulti, bisogna sapere con chi si ha un consulto, a chi date la vostra data di nascita. Perché dico questo? Tanti di voi si sono lamentati nel privato che hanno contattato vari, tra virgolette, cartomanti, cartari, e poi sono stati minacciati. Telefonata, hanno chiamato fino a casa: c'hai questo, c'hai quello, se non mi dai questo succede questo ai tuoi figli. Allora, quando chiamate a persone che vedete su TikTok, dove li vedete, fate attenzione, perché voi gli date la vostra data di nascita. La vostra data di nascita deve essere custodita con una massima riservatezza. Vedete, io non vi chiedo la data di nascita, perché la vostra data la ascoltano tanta gente poi. Io vi dico solo quanti anni avete, che segno siete, perché sulla data di nascita si può fare qualsiasi schifezza, perché la magia esiste. Attenzione, la magia esiste. Esiste il male, esiste il bene. Esiste il nostro Signore Gesù Cristo ed esiste il diavolo, perché se esiste solo Gesù Cristo e non credo diavolo, siete una banda di profughi, siete una banda di ignoranti e una banda di imbecilli. Chiaro? Esiste il bene e il male, esiste Gesù, esiste il diavolo. Sia ben chiaro. Quindi chiunque può fare del bene, chiunque può fare del male. Pronto? Pronto, è il maestro Cleo? Sono io, salve. Buonasera, volevo fare una domanda. Prego. Volevo sapere come andava con il mio compagno. Sì, quanti anni c'hai te? Io 58. E sei del segno? Scorpione. E lui? 59. Sì. Capricorno. Fermami quando vuoi.
stop. Ok. Massimo, buon pomeriggio anche a te famiglia. Allora, io vedo un rapporto con momenti alti e bassi, mi riferisco sentimentalmente, attenzione, dove c'è come un percorso che ogni tanto si va a interrompere dovuto a qualcuno che cerca di ostacolare questo cammino. Però vedo una ripresa che non è lontana. Capito, signora? Sì, ho capito. Praticamente è come se ci fosse un'altra donna. C'è un'altra donna che sta ostacolando questo vostro cammino. Ho capito. Ecco perché momenti alti, momenti bassi, instabilità del rapporto. Dove... Ma io e lui ci vediamo? Sì, ci sarà questo, ve l'ho detto, ci sarà una ripresa. Ho capito. Ci sarà una ripresa, la giusta soluzione. Ho capito. Ok, la ringrazio. Arrivederci, molto. signora. Arrivederci. È chiaro, quindi stavamo parlando, esiste il bene, esiste il male, esiste il cosiddetto matrimonio attaccato. Cosa sarebbe? Quando una donna si fidanza con qualcuno e senza un motivo si lasciano, incontrano un'altra persona senza un motivo si lasciano, incontrano un'altra persona senza un motivo si lasciano. Quando succedono queste cose c'è lo zampino di qualcuno che vuole il vostro male, che vuole la vostra rovina. Perciò esiste il bene, esiste il male, esistono le energie negative, esistono le energie positive. Ok? Quindi, come esiste il nostro Signore Gesù Cristo, esiste pure il diavolo, che si sta impossessando del mondo. Il diavolo si sta impossessando del mondo. Vedete quanti disastri sta diventando lui il padrone. Chiaro? Nulla togliere ai fanatici della Chiesa, della religione. Io sono un religioso, per carità, ma sono realista. Guardiamo in faccia la realtà e vedete se non è così. Amici cari, figli che ammazzano i genitori, guerre, pandemie, mo sta venendo pure le scimmie, camera di le scimmie, vabbè. Cioè, ma di che cosa vogliamo parlare? Di che vogliamo parlare? Se tutto questo lo vuole Dio, allora non è il mio Dio. Perdonatemi, ma io devo essere chiaro. Pronto? Buon pomeriggio, maestro. Buon pomeriggio. Fare una domanda? Prego. Senta, io volevo sapere come andava il mio lavoro. Sicuramente. Grazie. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Allora, 38 attualmente, Leone, a breve 39. Ok, allora dobbiamo vedere il tuo lavoro se andrà bene. Giusto? Esatto. Fermami quando vuoi.
Grazie. Prego. Gioia, mi esce la carta del successo, quindi il lavoro andrà una meraviglia. Sì, Sì. ma riuscirò a fare un giro comunque come le posso spiegare, maestro? Se riuscirò ad avere un po' di persone con cui svolgere il mio lavoro, Sì, riuscirò in questo. mi esce la carta del successo, vuol dire che ti riuscirà. Ah, Quindi datti da fare e auguroni. ho capito. Ho capito. La ringrazio tantissimo, maestro. Arrivederci. Arrivederci. Eccoci qua. Avete capito il concetto, il discorso? Stiamo andando in rovina su tutto, quindi il diavolo si sta impossessando del mondo. Chiaro? Questo dovuto alla cattiveria dell'umanità, perché l'umanità non crede più a niente, l'umanità crede a una sola cosa, al Dio denaro, ed è quello che sta rovinando un po' il tutto. Iniziando dallo Stato italiano, perché i primi assatanati, i primi demoni, credetemi, i primi demoni si trovano lì, al Palazzo Chigi, perché ognuno di loro percepisce 18-20 mila euro al mese attaccato al dio denaro, satanati, demoni, è da lì che parte il tutto, è da lì che parte la cattiveria del mondo. Allora, 345 630 81 72, ripeto, 345 630 81 72 per chi desidera avere una consulenza col maestro Cleo. Poi vogliamo parlare anche di altre situazioni. Parliamo noi prima ho detto mamme che ammazzano i figli che ammazzano i genitori. Sentite quante donne vengono ammazzate. Cioè, vi rendete conto? Cioè, noi stiamo attraversando un periodo di nullità, dove non esiste più niente. Dove non esiste più niente. A pregare si prega per interesse solo quando uno ne ha bisogno. Poi, una volta che le cose vanno bene, non gliene frega niente a nessuno. Le chiese sono piene solo quando ci sono dei problemi gravi, quando la gente se la puzza fa, tutte le chiese stanno piene, poi sono sempre vuote. Ma di che volete parlare con me? C'è una cattiveria, e c'è un fanaticismo in giro che fa paura. Io vedo persone da solo in macchina, camminano da soli in macchina con la mascherina. Ma vi rendete conto o non vi rendete conto? L'essere umano è una parola troppo bella, una parola troppo grossa, ma non tutti lo sono esseri umani.
Animali no, perché l'animale è superiore all'essere umano, quindi non so dargli un nome, una giusta definizione a dar a queste persone che appartengono al fanaticismo. Non so come chiamarli perché non voglio offendere gli animali, perché gli animali sono superiori agli umani, quindi dategli voi una definizione, sinceramente, perché io sono arrivato a un punto dove preferisco non avere a che fare con nessuno. Virtualmente così mi piace parlare con tutti, ma da vicino non voglio avere a che fare con certa gentaglia. Credetemi, se ne vedono tanti in giro. È vergognoso veramente. Allora, vediamo, 345 630 81 72 per coloro che vogliono parlare con me, che vogliono chiedere alle carte qualsiasi cosa. Allora, se tra di voi c'è qualcuno, qualcuna che vede il proprio compagno un po' strano, il proprio marito un po' freddo, se vedete il vostro uomo diversamente dal solito e avete dei dubbi, allora chiamatemi in privato e andremo a controllare se effettivamente c'è di mezzo un'altra donna. E se c'è di mezzo un'altra donna si può intervenire per allontanarlo e legarlo a voi. Ok? Allora. Io vedo, guardando un po' da stamattina su TikTok, ogni tanto mi faccio una guardata, una strusciata, come si sa dire, una strusciata. E vedo veramente che ci sono tanti cartomanti che chiedono donazione e centinaia di persone che seguono questi cartomanti, dove fanno i commenti, dove scrivono commenti, perché la gente si stufa pure, si deve telefonare, no? Dove si scrivono i commenti, ciao, e tanti di loro fanno anche le donazioni. Persone che ho sentito stamattina, appunto, persone che fanno rituali d'amore per 200 euro. Per la miseria. Per 200 euro fanno un rituale d'amore. Cioè, non... Io ritengo persone che hanno perso l'orientamento, cioè pur di comprarsi un chilo di pane, un po' di carne, un po' di frutta, si mettono lì su TikTok, qui su TikTok, a vendere la loro magia, che poi di magia non capiscono un cazzo. Se andate a chiedere a loro che rituali utilizzano, non vi sanno rispondere. Chiaro? Allora io dico sempre che tanti di voi fate i soliti sbagli ad buttarvi a capofitto non appena vedete uno con le carte in mano. Subito, paff, voglio sapere. Come vedete uno con le carte in mano, voglio sapere. Poi riescono a convincervi a farvi chiamare in privato, li chiamate in privato e cominciano a dire tiene una fattura, oppure cominciano a indebolirvi mentalmente
tuo figlio c'ha il malocchio, se non glielo togli succede questo, succede quello, e vi cominciano a truffare dei soldini. Poi chiamate a me e mi dite: Cleo, come devo fare? Quello mi ha chiamata sul telefonino, mi ha detto vuole altri soldi, vuole questo, vuole quello. Vi rendete conto? A me fa piacere che vi combinano questo. A me mi fa un immenso piacere che vi truffano e vi combinano questo. Perché lo volete voi. Voi tutti lo volete perché siete una massa di imbecilli. Chiamate a tutti, dalla mattina alla sera fate 10 consulti, vi fate fare. A ognuno che vedete vi fate fare il consulto, a ognuno che vedete gli date la vostra data di nascita. Sulla vostra data di nascita si può fare un malocchio, si può fare un maleficio. Voi lo sapete questo, banda di imbecilli? Ecco perché io vi chiamo imbecilli, perché voi prima di chiamare una persona dovete informarvi chi è quella persona, con chi state parlando. Detto questo, aspettiamo le prossime telefonate 345 630 81 72. Salutiamo tutti gli amici che mi seguono da YouTube, un abbraccio in particolar modo a tutti coloro che abitualmente mi seguono. A proposito di YouTube, io ho pubblicato il nuovo video dell'oroscopo della settimana, che va da oggi 23 al giorno 29, segno per segno. L'ho pubblicato sia su YouTube sia sul TikTok, sul mio canale TikTok. Quindi potete andare a sentire il vostro segno zodiacale, il vostro oroscopo della settimana, che è importante perché è stato preparato con molta pazienza. Ok, quindi consultate l'oroscopo della settimana. Allora 345 630 81 72. Vi ricordo che ricevo in provincia di Caserta, da vicino, sempre previa appuntamenti, mi reco a domicilio in tutta l'Europa ed effettuo consulti in privato riservatamente. Per le persone nuove che mi vedono per la prima volta e volete capire chi sono io, andate su YouTube, vedete la scritta Il Santone di Avella, scrivete questo nome su YouTube e vedete che esce fuori il mio canale, dove potete vedere il mio cammino del mondo dell'esoterismo. Potete vedere i miei video di quando avevo 20 anni, già stavo con le carte in mano. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, signora. Mi chiamo Anna Pia, volevo sapere se c'è qualche novità in amore. Se trovi la persona giusta o cosa... Se trovo una persona. Ah, ok. Quanti anni tiene, Anna Pia?
59 sono del segno del cancro. Perfetto, fermami quando vuoi. Ora. Grazie. Allora, incontrerai la persona ideale, però tu ti porti dietro una scia del tuo passato. Sì, è vero. E non riesci a liberartene. È vero. Allora, quando prima ti liberi di questa scia del tuo passato, e quando prima incontrerai la persona giusta, perché da sola non rimarrai. Un'altra cosa che devi fare attenzione, tu lo sai molto bene, c'hai intorno a te troppa falsità, troppa cattiveria. Sì. Va bene, grazie. Prego, maestro. prego. Allora, vedete, i miei consulti sono rapidi, concisi, brevi, senza bla 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 e senza tirarvi le parole dalla bocca. Chi deve indovinare sono io, chi deve sapere sono io e non dovete essere voi a raccontarmi i fatti vostri. Allora, linee che ritornano libere 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Salutiamo l'amico mio Gianni Caputo, sei in live. Ciao carissimo. Come va? Come va? Stai in diretta? Sì, stai in diretta live. No, sei in diretta. Non saluto particolare a tutti quanti. Ok. Allora, sì. Tutto... Poi ti mando un messaggio e poi lo leggi. Va bene, carissimo. Va bene? Va bene. Poi, bocca al lupo da parte mia, da parte di tutti, presenti e niente, che dire, sempre buona musica. Grazie, ti abbraccio Gianni, ciao. Ringraziamo l'amico mio Gianni Caputo che andiamo a salutare. 345 630 81 72 per coloro che vogliono comunicare con me. E linee che ritornano libere. Per coloro che vogliono un consulto in privato lo possono fare contattandomi su WhatsApp. Il costo in privato è di 30 euro perché in privato mi dedico a voi per una mezz'oretta, quindi potete fare più domande, non è un problema. Quindi potete farmi più domande nel privato. In diretta live, per dare spazio a tutti, una sola domanda e una sola risposta. Allora,
Manca ancora una mezz'oretta al termine di questa live, quindi andiamo a dare sfogo a tutti quelli che vogliono un consulto. Oggi è un po' moscia, si vede che stanno tutti a farsi fare una lettura di carte a quelli dei commenti, dove si mettono a commentare, dove chiedono donazioni. Purtroppo mi dispiace, ma io donazioni non le chiedo. Pronto? Pronto, buonasera. 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 Senta, posso chiedere su mio figlio? Sì, come no. Grazie. Allora, voglio sapere un po' la situazione, se si riprenderà, perché ha problemi economici. Sì. Quant'anni ha suo figlio? Che segno è? 22 anni, Sagittario. Allora, mi fermi quando vuole. Stop. Allora, amica mia, riprendersi economicamente, io dico sempre, il denaro non scende dal cielo. Sì. Se non ti trovi il lavoro, i soldi da dove vengono per riprenderti? Sì, questo è vero. Chiaro? Tuo figlio deve... Attenzione, tuo figlio, secondo il mio modesto parere, di quello che io vedo nelle carte, di quello che io avverto da veggente che sono, Sì. tuo figlio si dovrebbe riprendere un po' la sua vita in mano, Sì. perché la sta sciupando inutilmente. Se tuo figlio riesce a riprendersi la propria vita in mano e riesce a dare un valore alla sua vita, allora tuo figlio si riprenderà sia lavorativamente sia economicamente. Se tutto questo non avverrà, tuo figlio andrà sempre a peggiorare, ma mai a migliorare. Sì, ho capito. Penso che sono stato molto chiaro. Sì. Speriamo. Auguri signora. Va bene, Arrivederci. Tre quattro cinque 630 81 72 per chi desidera parlare con il sottoscritto. Diretta live di cartomanzia ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 15:30 alle ore 16:45 minuti prima. Allora, per tutti coloro che pensano di essere stati colpiti da malocchio, vi comunico che il malocchio lo si può togliere, solo ed esclusivamente con un programma di purificazione. Cosa è il programma di purificazione? Il programma di purificazione avviene sulla persona o sulla data di nascita e foto con appropriate preghiere che vengono detto sul soggetto che
ha il malocchio. Se tutto questo non avviene, il malocchio non va via da solo, il malocchio sta sempre lì. Cosa comporta il malocchio? Il malocchio comporta stanchezza addosso, mal di testa, occhi lucidi e spesse volte viene la nausea. E qualsiasi cosa il soggetto cerca di fare, gli va tutto storto. Questo è il malocchio. Ecco perché io consiglio sempre di liberarsene, perché bene non fa solo male. Allora, oggi ci siamo un po' ammosciati, vediamo un po'. Ciao Letizia, carissima Letizia Milazzo, buon pomeriggio, un abbraccio forte anche a te. Oggi siamo un po' ammosciati, Letizia. Ci sta qualche cartomante che grida, strilla in questo momento in live e sta scemonendo a tutte le persone. E noi stiamo qui bello calmi e sereni. Vedi, andate a vedere se non è come dico io, per sfizio tanti di voi andate a vedere un po', vedete come, se è come dico io non sbaglio mai. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio maestro, sono Letizia. Buon pomeriggio Letizia. Io la seguo tutti i pomeriggi. Grazie. No, perché porta tanta tranquillità. Lo volevo scrivere, però è vero, porta tanta tranquillità. Grazie. Ascolta, io ora ho seguito che stava dicendo per il fatto del malocchio. Sì. Io volevo sapere se era possibile, se una, non lo so, facendo le carte si vede se ho qualcosa di questo genere. Come no? Ok, allora io sono del segno dei pesci e ho 48. Vediamo. Sì. Fermami quando vuoi. Ok. Stop. Ok. Già se tu hai i sintomi che ho appena detto. Guardi, questo periodo mi sento più fiacca da altri giorni. Vabbè. La fiacchezza è dovuta pure al vaccino. Ne ho fatti 3 dosi, maestro. Anch'io 3. Ecco, e non mi sento più come prima, non voglio dire niente, però... Non me lo dire a me. Meglio non parlarne. Infatti ho deciso che se mi chiamano per la 4ª dose se la fanno loro. Io sto. No, io non ci sarò. Io mai più. No, manco io, maestro. Se ti dico quello che ho passato io, tu non hai proprio la minima più pallida idea. No, a me mi è capitato un po' di pesantezza nelle gambe fisicamente. Io ho visto la morte da vicino. Mamma mia. E addirittura con la 3ª dose ho preso il fuoco di Sant'Antonio, mai avuto in vita mia. Oddio mio. Capito? Meno male, me ne sono accorto giusto in tempo, e ci sono voluto 2 mesi per guarirmi. Ma io comunque, maestro, penso che loro ci vogliono morti. No, non è che ci vogliono. Il discorso, sai qual è? Che non è che ci vogliono morti, per carità. Però... Sì, però c'è sempre un però, perché una cosa fare una dose, 2 dosi, ma chi sta vuole fare continuamente vaccini su vaccini, ma non esiste proprio. E poi sono corpi estranei. Allora io ho fatto il sierologico 2 volte, l'ho fatto e c'ho 25.000 anticorpi, il doppio del doppio.
Ma io che devo fare più? No, cioè, non lo so. No, io la quarta dose non lo farò a settembre, se loro dicono... Io non farò più niente. Voglio morire di Covid, non voglio fare più niente. No, che dici? Se esiste, voglio morire di Covid, ma non mi faccio più niente perché non mi faccio inserire cose che io non so nemmeno di che si tratta. Cioè, qua sai la cosa che a me mi dà fastidio e mi dà i nervi? Quando noi prendiamo un farmaco, ci sta dietro, dentro la scatola, ci sta la ricetta con le contraddizioni, con tutto come è stato fatto, quando va preso, chi lo può prendere, chi non lo può prendere. Cioè, io qua non so niente, mi fate la siringa, stiamo a posto, ciao. Ma lei che pensa? Che questo vaccino in 6 mesi hanno costruito questo vaccino e invece quello per l'influenza sono stati per 6 anni? Ci facciamo una domanda? Io meglio che non parlo, però se ci andiamo a fare un po' i calcoli, ti posso solo dire, almeno stando di quello che si legge sul sito ufficiale della salute, che il 2019, prima del Covid, sono morto in Italia 25.630 persone. Di influenza normale, attenzione. Quindi sono morte più dell'influenza che con il Covid, se andiamo analizzando bene. Qua ci dicono un casino di puttanate, di qua, di là, mo sta arrivando il vaccino della scimmia, il virus della scimmia. Ma voi veramente pensate che gli italiani sono stupidi? Mamma mia, ma ogni alla distanza di 3 mesi finisce una cosa e non è finita qui, perché a settembre li riprendiamo. Non sarà più un mio problema. A settembre però sempre. Ma scusa un attimo, in estate il virus fa feste, si prende le ferie, poi arriva l'inverno, di nuovo il virus. Ma è stato sempre così da che mondo è mondo. L'influenza è arrivata sempre nel mese di ottobre-novembre. Sì, è vero. L'hanno cambiato il nome. Che facciamo? È vero. E questo il fatto del Green Pass? No. Ad aprile scompare questo Green Pass. Già è scomparso, io sto girando senza chiedermi più, non me lo chiede più nessuno. No, ma già ad aprile, maestro, che non c'è più il Green Pass. E allora la domanda nasce spontanea. Quelli che non hanno fatto il vaccino, che adesso possono andare dove vogliono, sono stati con le palle, sono stati intelligentissimi. Sì, questo sì. Infatti ho un tesserino del Green Pass nel portafoglio. E poi, tra virgolette, stanno meglio di me. No, è vero, perché questa fiacchezza è vero. Io veramente da quando ho fatto queste 3 dosi di vaccino non mi sento più come prima, soprattutto con le gambe. A me la stessissima cosa, mi sento sempre stanco. Prima io sono uno che va in montagna 1 volta a settimana, 2 volte a settimana, mi vado a fare i miei 8 km di montagna. E prima ci andavo tranquillamente, saltavo, adesso non più. Adesso io non ce la faccio perché mi viene meno nelle gambe, non ho capito. Sì, ma io vado in bici. Io veramente, devo essere sincera, io tipo che non ce la faccio più come prima andare in bici. Comunque, prima si diceva come vuole Dio, mo si dice come vuole lo Stato. Vero, giusta parola. Come vuole lo Stato. Allora, ascolta, mi esce la carta del diavolo, sta qua, vuol dire sì, che tu non lo chiamiamo malocchio, chiamiamolo fonte di negatività che ti sei portato dietro col tempo nella tua vita. Quindi sono negatività che ti porti dietro. Oddio mio. Quindi non è non è niente di grave, è solo negatività
dovuto col tempo a oggi. Ma è stato nel passato, maestro? No, Che... no, la tua è una forma ben diversa. Allora, ognuno di noi nella vita ha a che fare con tante persone. Sì. Quindi non tutti ci vogliono bene. Pure io ho persone con la scoppetta in mano, magari che... Però io so come liberarmi dalle negatività perché faccio questo lavoro. Però nella vita ognuno di noi, avendo a che fare con più persone, capita che andiamo a caricarci dei problemi degli altri, delle energie negative degli altri. Ah, ok. Questo è tutto, capito? Ok, maestro. Perciò poi magari la chiamo sul privato. Va bene, a disposizione. Ok. Va bene, maestro. Ti abbraccio e ti auguro una buona giornata. Grazie, altrettanto. Buon pomeriggio. Grazie. Maestro. Eccoci qua. Allora, linee libere 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Vediamo quanti di voi riusciranno ad entrare in linea diretta. Allora, linee libere 345 630 81 72 per tutti quelli che vogliono comunicare col sottoscritto in questo istante. Scusa Gianni, io avevo dimenticato, ma oggi è lunedì, sta chiuso il negozio. Se vuoi posso portarti l'altro, perché qua lo SMAV non ce l'ho a casa, c'ho il Re di Napoli. Dimmi tu, fammi sapere tu, come vuoi. Allora, dovete sapere che noi abbiamo un marchio di caffè che appartiene a mio figlio. Questo marchio di caffè si chiama Re di Napoli, l'abbiamo dedicata al Re di Napoli, Diego Armando Maradona. Quindi ogni tanto arrivano delle richieste degli ordini di consegna a domicilio e così via. Ed è che ho dovuto rispondere appunto a un cliente che mi chiedeva del caffè e quindi ho dovuto rispondere. Allora, vediamo un po'. Quando manca poco, aspettiamo un'ultima telefonata prima di salutarci. Allora, linee libere, miei cari amici, 345 630 81 72, ultima telefonata prima di salutarci.
Allora, mi sa che è meglio se ci salutiamo. Oggi è stato un po' muscia. Ah, ecco qua, l'ultima chiamata. Pronto? Sì, buonasera maestro. Buonasera. Avrei bisogno di sapere una cosa in merito ai miei genitori, Sì, nel senso che vorrei capire da che parte stanno, o perlomeno i loro sentimenti, in quanto c'è un fratello, mio fratello, che rimane rimasto a casa da loro e lo sento, abbiamo avuto delle discordie, insomma, Tra però detto- non capisco loro. discorso, cioè, avete disguidi tra te e tuo fratello? Sì, esatto, idee pacificate, però non proprio, solo apparentemente, mi sembra di sentire. Vediamo un po', mi devi dare le date di nascita però, Gioia. Dei genitori? Tutte, la tua, quelli dei genitori e di tuo fratello. Allora, 13,681 e poi 25,486, mio fratello, e i genitori sono... Vado avanti? Sì, vai. I genitori sono 14,9 del 55 e l'8 marzo, l'8-3 del 58, la mamma. Perfetto. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Adesso. Ok. Tu sei sposata? No, Ecco. lo ero. Allora, stammi bene a sentire perché ti ho fatto questa domanda. I genitori non tradiscono mai i propri figli. I genitori cercano sempre di mettere tranquillità, stabilità. E credimi, fare il genitore non è facile, è difficile. Quindi certe volte i genitori si trovano in difficoltà per poter gestire delle cose che vanno contro le proprie regole familiari o non. Quindi, se ti devo dire che i tuoi genitori, perché la rottura mi esce, attenzione, la rottura ecco qua, la carta della rottura mi esce. Quindi ti dico che i genitori, mi esce la carta della felicità, vogliono la felicità e vogliono la vostra tranquillità. Quindi non sono contro di te, non sono contro nessuno, anzi, sono dispiaciuti di quello che è successo. Ho capito, perfetto. Ok? Perché mi ha detto sposato o non sposata? È perché solo chi è sposata ed è mamma può capire Ho capito. i genitori come è difficile, brave, come è difficile fare i genitori. Ma se non sei sposata, non sei mamma, non lo puoi mai capire. Chiaro, va bene. Va bene? Grazie allora, perfetto. Buona serata, grazie. Arrivederci, buona serata. Bene, ed era così l'ultima telefonata. Adesso mettiamo le carte nell'apposita custodia e andiamo a salutare in ordine, come io faccio sempre. Prima gli amici che mi seguono da YouTube, vi voglio un sacco di bene, un bacio forte forte e risentirci domani alla stessa ora. Ciao a tutti.